e carcere, oggi qui anche in un altro film, Spes contra Spam. Il titolo è tratto da un motto di Marco Pannella. È un film alla cui proiezione ha assistito anche il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e il servizio di Curzio Pettenoi. Con questo servizio vi salutiamo. Un film che racconta il dentro delle carceri a gente fuori, mostrato anche alla Mostra del Cinema. Che messaggio può lanciare? È duplice. Da un lato che il carcere è una realtà che vive anche grazie al lavoro quotidiano di molte persone, a partire dalla polizia penitenziaria, il volontariato, l'insieme degli operatori che gravitano intorno al carcere, è umanità nel suo insieme. Il secondo è connesso a questo, che il carcere ha grandi contraddizioni al suo interno, racchiude dolore, speranza, racchiude verità, menzogna, racchiude in sostanza l'umanità, e di questo io credo che non dovremmo mai dimenticarlo. Gli ergastolani presenti che hanno lanciato appunto messaggi di speranza, lei che dice a loro? Fare in modo tale che il carcere diventi sempre di più quello che la nostra Costituzione scrive, cioè un luogo dove ci può essere anche il ravvedimento, la riabilitazione. Ci sono casi estremi in cui questo percorso diventa molto più difficile, ma complessivamente credo che questa sia la direzione di marcia verso la quale ci dobbiamo muovere.